Primo giorno di scuola tra incertezze e novità, debutto nei locali del seminario di Chiavari per il Davigo di Rapallo, linfa nuova per il liceo Gianelli visitato dal vescovo e dall'assessore Cavo. 293 interventi per quasi 30 milioni di euro è la stima dei fondi regionali a favore dei comuni liguri colpiti dalla mareggiata 2018, previsti per i prossimi 2 anni ulteriori 240 milioni di euro. Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa, la frase suggerita dal Papa da affiggere in ogni chiesa: con Dio nessun peccato ha l'ultima parola, ha sottolineato Francesco. Tutta la Fontana Buona ha accolto l'immagine di Nostra Signora dei Miracoli, rientrata a Cicagna dopo il restauro. Le corone poste sulla Vergine e sul Bambino benedette dal cardinale Angelo Bagnasco. Pallanuoto, la Prorecco conclude il ritiro nella Silicon Valley con 4 vittorie e 87 gol fatti. La squadra di Rudic è pronta per la prima di campionato il 5 ottobre e per la Champions League. Chiavari invasa pacificamente da centinaia di atleti di ogni disciplina. La festa dello sport ha chiuso idealmente la 2 giorni dedicata alla presentazione del patto sportivo educativo. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Primo giorno di scuola questa mattina anche per gli alunni del Tigullio. Tra attese e novità l'anno scolastico 2019-2020 ha debuttato sotto i migliori auspici. Per il liceo scientifico sportivo Gianelli l'esordio non ha riguardato solo gli studenti ma anche l'intero staff e la nuova amministrazione. Questa mattina l'istituto ha ricevuto la visita del vescovo Monsignor Tanasini e dell'assessore regionale Ilaria Cava. Noi eravamo presenti. Inizia una nuova avventura per questo liceo, quali sono gli auspici? Ma io mi auguro che davvero questa, che ritengo essere una sfida, è una sfida che possa riuscire vincente, soprattutto nella crescita di questi ragazzi che hanno creduto in questo progetto che la diocesi ha fortemente voluto e sostenuto. Sono ragazzi che vanno guidati all'innovazione che proseguirà all'interno del quinquennio, soprattutto incentrata su 3 filiere: sulla filiera delle nuove tecnologie che abbiamo previsto come flessibilità proprio come materia a sé stante nel primo e nel secondo biennio, sulla filiera del potenziamento dell'insegnamento della lingua straniera, proprio cercando di coltivare la guida, una certificazione per questi ragazzi. E poi la terza filiera che riguarda gli aspetti di rapporti forti con il territorio, sia con tutto quello che sono le società sportive, sperando naturalmente e auspicando che le associazioni siano disponibili a intessere con la scuola delle collaborazioni, e naturalmente poi tutto il ventaglio delle aziende. Ci sono tanti bei presupposti che fanno pensare. I ragazzi, una parte sono quelli che continuano, ci sono quelli nuovi, certamente dovrà svilupparsi ulteriormente come numeri, e i ragazzi stessi con i loro risultati o la loro capacità di aggregazione dovranno aiutare altri, perché con i numeri bassi diventa un'impresa, ecco, sostenerla economicamente. Però anche lì c'è chi ci ha creduto, e soprattutto nella prospettiva che o nello sport o nella preparazione più ampia a livello generale sia un liceo che davvero fornisca o un'entrata all'università certa ed efficace, o altrettanto un ingresso nel mondo del lavoro. L'assessore regionale Ilaria Cavo in questo modo ha voluto manifestare la vicinanza della regione al mondo dell'istruzione paritaria. In precedenza aveva visitato i locali del seminario vescovile di Chiavari, dove da quest'anno ha debuttato una nuova sezione del liceo linguistico Davigo di Rapallo. Vediamo. Siamo contentissimi perché è stato un parto sofferto, però un parto che ha generato due figli sani, che sono le 2 classi che abbiamo oggi qua, in un contesto che mi sembra
adeguato, quantomeno per questo anno scolastico. Noi ci siamo messi sostanzialmente a servizio di una richiesta che evidentemente c'era e il fatto che qua ci siano 50 ragazzi lo conferma. Dal punto di vista della nostra scuola ciò ha consistito, diciamo, una ridistribuzione dell'utenza sul territorio, minimizzando mediamente i tempi di percorrenza casa-scuola per le famiglie. La sede di queste classi sarà temporanea, per il futuro cosa aspettarsi? Ma per il futuro so che ci sono diversi progetti condivisi da amministrazione comunale e da città metropolitana. Io mi aspetto scuole moderne sostanzialmente, con spazi adeguati, con spazi che non contemplino solo aule, in una modalità di far scuola che deve sicuramente essere differente. Quest'anno qua a Chiavari noi sostanzialmente sperimentiamo un orario intervallato, per cui ad ogni ora di lezione corrisponde un po' di pausa in cui i ragazzi si possano muovere nell'edificio, poter fare domande agli insegnanti e anche rilassarsi. Per far questo però ci vogliono spazi adeguati. Era doveroso ringraziare la Curia e il Vescovo, diciamo la Diocesi, per questa disponibilità di aula all'interno del seminario, vicino ai treni, e sono diversi ragazzi che arrivano da Sestri o da Lavagna che prendono il treno, e degli autobus per i ragazzi che ovviamente arrivano dall'entroterra, e ce ne sono. È un luogo bello ed è sicuramente un po' un unicum, perché è l'apertura di una scuola pubblica all'interno però del seminario. Credo che ci sarà una bella commissione, mi sembrano tutti davvero molto felici, noi lo siamo, e quindi nel ringraziare la Diocesi ovviamente abbiamo fatto un grande in bocca al lupo a ragazzi che hanno scelto un indirizzo particolare, innovativo e che li apre al mondo. Quindi l'augurio che ho fatto è di non perdere nessun minuto prezioso di lezione, visto che noi ci siamo impegnati tanto per fare in modo che potessero iniziare a Chiavari, come legittimamente le famiglie chiedevano, il loro anno. Prima campanella anche per gli studenti di Rapallo, molti gli interventi eseguiti dalla pubblica amministrazione per migliorare gli edifici. La consigliera delegata alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo ha annunciato prossimi interventi per la sostituzione degli infissi alla scuola delle Piane di Santa Maria del Campo, opera coperta grazie ad una variazione di bilancio di 130.000 euro approvata nell'ultimo Consiglio Comunale. Proseguono intanto i lavori di rifacimento della palestra della scuola Marconi, mentre è stata ultimata la riqualificazione del bagno della scuola secondaria di primo grado Scocco di via Ferretto. Sono stati 283 gli interventi effettuati negli ultimi 4 anni nelle scuole liguri dalla Giunta regionale, oltre 100 milioni l'investimento complessivo. Sono i dati resi noti dal governatore ligure Giovanni Toti e dall'assessore all'urbanistica Marco Scaiola all'inizio del nuovo anno scolastico. In totale gli edifici scolastici in Liguria sono 920, circa un terzo è stato oggetto di un intervento, sono state realizzate 15 nuove scuole, 6 palestre, 49 gli interventi di adeguamento antincendio. In questo momento siamo in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del piano annuale di edilizia scolastica 2019, ha così concluso l'assessore Marco Scaiola. Da questo ci aspettiamo ulteriori 30 milioni di euro di finanziamento che serviranno prevalentemente per la realizzazione di nuovi edifici scolastici. Cambiamo ora argomento, faccia a faccia nel pomeriggio di quest'oggi in Regione Liguria tra l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone e i sindaci di Genova e di area metropolitana che hanno subito danni dalla mareggiata dell'ottobre dello scorso anno. È stato tracciato un bilancio delle opere messe in atto, 293 interventi su tutto il territorio regionale per un ammontare complessivo di quasi 30 milioni di euro a favore di 45 comuni genovesi e della città metropolitana. A queste risorse si andranno ad aggiungere nei prossimi 2 anni altre 240 milioni di euro per tutto il territorio della Liguria, di cui 140 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, per coprire sia interventi già segnalati, sia non ancora segnalati, perché frutto di un aggravamento di situazioni pregresse, sia nuove opere di messa in sicurezza. Il termine ultimo per i comuni per avviare i cantieri con le risorse già impegnate scade il 30 settembre prossimo, mentre entro il 31 ottobre dovranno essere presentate le priorità delle nuove opere da inserire nei piani 2020-2021.
Per quanto riguarda il 2019 e i danni della mareggiata, gli investimenti più ingenti sono stati finanziati al Comune di Genova, al Comune di Rapallo con 22 interventi per oltre 4,1 milioni di euro, al Comune di Lavagna con 14 interventi per 500.000 euro e al Comune di Mezzanego con 13 interventi per 210.000 euro. ATP Esercizio, Città Metropolitana e ANAS stanno lavorando in un progetto per realizzare un nuovo capolinea di interscambio in Val Fontanabuona. L'opera risponderà alle esigenze dei pendolari che viaggiano sulla linea 15 e sulla linea 25 della Val Trebbia. L'area è già stata identificata, si trova tra la frazione di Rolla e il bivio di Traso, nel comune di Bargagli, dove transitava la vecchia statale 45, un tronco in disuso da anni che potrà servire a creare quindi l'interscambio. La novità degli ultimi giorni è che i finanziamenti per attuare il progetto sono già disponibili attraverso il programma delle aree interne e sono 86.000 euro. Pagina ecclesiale del nostro giornale, commentando il Vangelo domenicale, il pontefice ha sottolineato l'annuncio meraviglioso descritto da Gesù nelle 3 parabole da lui raccontate. Gesù, ha detto il Papa, accoglie i peccatori e mangia con loro, una risposta a quanti lo criticavano, vedendolo in compagnia di pubblicani e di peccatori. Il pontefice, con tono paterno, ha quindi rivolto un invito ad affiggere sulla porta di ogni chiesa la frase: qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa. Ma vediamo insieme il servizio curato da Radio Vaticana. Chi si perde può ritrovare la strada e dare una svolta alla propria vita accogliendo il perdono di Dio che non si stanca di aspettare ogni suo figlio. È questo il senso profondo delle parole di Papa Francesco all'Angelus, che pronuncia anche una frase da poter scrivere sulle porte delle nostre chiese. Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa. Chi si perde, nonostante le ombre che possono addensarsi durante i periodi di smarrimento, ha una certezza. Il Signore, afferma il Papa, attende ogni giorno che ci accorgiamo del suo amore. Non avere paura, Dio ti ama e sa che solo il suo amore può cambiare la tua vita. Ma l'amore infinito di Dio per noi peccatori, aggiunge Francesco, può essere rifiutato. È quello che fa il figlio maggiore della parabola. Egli non capisce l'amore in quel momento e ha in mente più un padrone che un padre. È un rischio anche per noi credere in un Dio più rigoroso che misericordioso, un Dio che sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così. Dio salva con l'amore, non con la forza, proponendosi, non imponendosi. Anche noi, come il figlio maggiore, conclude il Santo Padre, sbagliamo quando ci crediamo giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri. Non crediamoci buoni, perché da soli, senza l'aiuto di Dio che è buono, non sappiamo vincere il male. Ma com'è possibile allora, chiede Francesco, sconfiggere il male? Accogliendo il perdono di Dio, accogliendo il perdono dei fratelli. Succede ogni volta che andiamo a confessarci. Lì riceviamo l'amore del Padre che vince il nostro peccato. Non c'è più. Dio lo dimentica. Dio, quando perdona, perde la memoria, dimentica i nostri peccati. Dimentica. È tanto buono Dio con noi. L'immagine di Nostra Signora dei Miracoli, gruppo ligneo del XIII secolo, è tornata alla sua collocazione originaria alla chiesa parrocchiale di Cicagna dopo un lungo e complesso intervento di restauro. La statua della Vergine e del Bambino incoronata nel rientro è stata accolta e benedetta dall'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, e da tutta la comunità parrocchiale. Vediamo. Un lungo e corale applauso ha accolto l'immagine di Nostra Signora dei Miracoli al suo arrivo sul piazzale della chiesa parrocchiale di Cicagna. Corale come è stato l'intervento della popolazione, la partecipazione al gesto di tutta la valle dell'antico capitaneato di Rapallo, delle istituzioni locali, della città metropolitana e della regione. Per la comunità di Cicagna, ma direi della Fontanabuona, è un momento di grande soddisfazione. Il suo restauro vuole rappresentare un momento di rinvigorimento
momento, diciamo, dei nostri cuori, un momento di nuova luce un po' su tutta la vallata. Vedere tanta gente è un piacere immenso e la cosa più bella che posso chiedere per tutta la nostra comunità è avere sempre questo senso di unione e di fratellanza tra tutti noi. La statua è del XIII secolo. Il 15 settembre del 1537 l'evento miracoloso che ha dato vigore alla devozione, ossia il ricoprirsi d'oro dell'immagine mariana. Il restauro, eseguito dal laboratorio regionale con contributo di Regione Liguria, è stato lungo e ha avuto necessità di un'opera particolarmente accurata. Sono state eseguite parecchie operazioni, dalla disinfestazione, dal spesso strato di polvere che ricopriva le statue, e poi soprattutto dalla mancanza di coesione che c'era fra la pellicola pittorica e la superficie lignea, che negli anni ha subito delle contrazioni a causa delle condizioni climatiche, diciamo, si è ristretto, quindi si sono create delle spaccature e quindi abbiamo dovuto risanare. La parte più compromessa era proprio questa veste dorata, anche per lo spesso strato di gesso che era stato sovrammesso. E quindi il mio lavoro è stato proprio quello di rifissare tutti i vari strati che stanno sotto alla pellicola dorata. A celebrare l'Eucarestia nel giorno del ritorno della statua l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, che ha benedetto le corone poste sul capo della Vergine e del Bambino. Espressione di una bella devozione alla Madonna, una devozione secolare che nasce tanti anni, tanti secoli or sono, e che la comunità appunto di Cicagna ha accolto, mantiene, rinverdisce anche attraverso questo gesto così bello del restauro dell'immagine della Madonna. Werner Brain ha vinto la seconda edizione del contest di Illumia e YLab dedicata alle start-up del settore energia. Il progetto proposto è giovane e innovativo, orientato al miglioramento del comfort degli edifici e della sostenibilità ambientale. La start-up vincitrice è stata premiata con un riconoscimento in denaro, 3 mesi di partecipazione attiva all'incubatore di start-up YLab e la possibilità di un contratto di collaborazione con Illumia. Sono state inaugurate a Carasco le prime strutture di ricarica per veicoli elettrici grazie alla partnership tra Duferco Energia e Coop Liguria. Si tratta di una colonnina fast change multistandard per la ricarica veloce, una colonnina con più prese quick change per la ricarica di auto e veicoli elettrici più leggeri. E mercoledì partono i corsi di formazione professionale per sommelier AIS Liguria al Grande Albergo a Sestri Levante. Le lezioni toccheranno anche Imperia, Savona, La Spezia, il capoluogo ligure, dove a novembre è previsto un corso per diventare sommelier di olio al mercato orientale. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 58 12 919 oppure consultare il sito internet www.aisliguria.it. Appuntamento a Sestri Levante dal 18 settembre al 6 novembre, l'orario è dalle 21 alle 23:30. I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti ieri pomeriggio intorno alle 17 per soccorrere una donna a Porto Pidocchio di Camogli. La 65enne è scivolata dagli scogli cadendo in acqua e battendo il capo. Dopo i primi soccorsi prestati dalla Croce Verde di Camogli è stata trasportata con un'imbarcazione della Guardia Costiera a Camogli e trasferita quindi al pronto soccorso. Il servizio di prevenzione dei reati predatori e delle stragi del sabato sera dei Carabinieri di Chiavari nella nottata tra sabato e domenica ha portato a 5 denunce. Un 39enne con precedenti di polizia per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari, un 22enne per guida in stato di ebbrezza, cui è stata ritirata la patente, un 52enne per disturbo della quiete pubblica nei Roni, un 35enne perché è sprovvisto del permesso di soggiorno e infine un 66enne per percosse dopo aver strattonato ripetutamente una persona. E un 45enne è stato anche denunciato dai Carabinieri di Recco perché trovato in possesso di un coltello a serramanico di 16 cm e un paio di forbici lunghe 18 cm. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera poiché gravato da pregiudizi di polizia. Gli oggetti atti ad offendere sono stati sottoposti a sequestro.
Al Teatrino Comunale a Portofino si è tenuto un incontro dedicato ai segretari comunali e provinciali di FEDIR, la Federazione dei Dirigenti e Direttivi Pubblici. Il tema dell'approfondimento del relatore Vito Antonio Bonanno ha riguardato il codice dei contratti, tra interventi del legislatore e pronunce giurisprudenziali. Dopo i saluti del vice sindaco Giorgio D'Alia e quelli del segretario generale del comune di Portofino Roberta Ramoino, è iniziato il convegno che fa parte integrante del programma di formazione per quanto riguarda l'anno 2019. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Martedì 17 settembre c'è una bella opportunità per chi vuole conoscere più da vicino i corsi artigianali organizzati dal Circolo Aclifanin di Chiavari. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 i corsi verranno presentati dalle insegnanti nella sede di Via Vinelli. Le lezioni inizieranno il 1° ottobre. Per gli incontri, per la rassegna Santa Incontra, nei locali dell'Associazione Spazio Aperto in Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, a partire dalle 11:30, conferenza del sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova, Maurizio Roi, a cura dell'Associazione Isaia Berlin. Proseguono gli appuntamenti della 32esima rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi. Alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, la compagnia teatrale Quelli de Navota di Carasco proporrà Onesti se nasce, Furbis diventa, 2 atti di Loredana Conte per la regia di Ivo Pattaro. Alle 21:15 nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante sarà possibile rivivere la processione del Santo Cristo in occasione del Giubileo della Misericordia, grazie alle fotografie di Roberto Montanari. In occasione della giornata mondiale della crescita che si celebra il 20 settembre, l'Istituto Gaslini di Genova promuove una serie di iniziative dedicate all'approfondimento dei problemi e alle nuove terapie in materia di accrescimento infantile. In particolare l'istituto offrirà visite gratuite senza necessità di prenotazione nelle giornate del 23, 25 e 26 settembre dalle ore 14 alle ore 17 negli ambulatori di endocrinologia pediatrica situati al padiglione 16 piano terra, per valutare bambini e adolescenti con problemi di crescita e sviluppo, bassa statura, rallentamento della velocità nella crescita, alta statura con accelerazione della velocità nella crescita. Per informazioni potete telefonare a questo numero telefonico fisso, lo 010, prefisso di Genova, 56 36 23 57. Passiamo allo sport. La serie di Lavagnese Calcio a Riboli blocca la Sanremese chiudendo il match sul risultato di 1-1, un punto che vale quindi come una vittoria per i ragazzi di Nucera che contro la corazzata sanremese chiudono tutti gli spazi concedendo solo poche sortite agli avversari e rischiando di capitolare sul rigore guadagnato da Scalzi. Sanremese in vantaggio al 78esimo su calcio piazzato, messa a segno dello stesso Scalzi, ma raggiunta dalla Lavagnese all'89esimo grazie a una rete di Perasso. Risultato finale quindi 1-1. Passiamo alla pallanuoto adesso. 87 gol fatti, 4 vittorie in altrettante partite, la Prorecco si laurea all'Università di Stanford. È suo il torneo che chiude il ritiro alla Silicon Valley contro alcune delle più famose università del mondo. Test piuttosto importante per crescere e mettere benzina nei muscoli in vista dell'esordio in campionato fissato il 5 ottobre, seguito dalla trasferta di Marsiglia il 9 ottobre, che verrà quindi l'importantissima stagione di Champions League. Sentiamo il mister Ratko Rudic. Noi abbiamo programmato di venire qui dopo aver cominciato allenamenti una settimana a nostra piscina di Punta Sant'Anna a Reco e dopo aver un po' cambiato la squadra, ci sono nuovi giocatori, quasi 5 nuovi giocatori. Questo che volevo ottenere qui è di un po' creare un gruppo più unito, di conoscersi un po' meglio, di cominciare a giocare, di cominciare a parlare con i giocatori di gioco, ma anche di comportamento, di obiettivi, diciamo tutto questo che è importante per crescita di una squadra. Questo è veramente un bel posto con trofei, con tanti sportivi che qui hanno fatto i grandi risultati nelle diverse discipline sportive.
Io sono anche inserito nella Hall of Fame degli sport acquatici. Questo torneo era molto importante. Perché? Perché quando i nostri giocatori insegnano ai giovani, anche si ricordano loro stessi che devono fare certe cose come si deve fare. Così è stato molto utile insegnare loro, ma anche ricordarsi se stessi come fare le cose più semplici che alla fine servono nel un complesso del gioco totale. E mi manca solo una cosa, diciamo, questo è di campione d'Europa con Recco, e questo è obiettivo, sogno, e tutto, diciamo, su questo io penso quest'anno. Ecco, se questo raggiungo posso stare contento con tutta la mia carriera, che comunque non è poca. Come preannunciato, ieri Chiavari è stata invasa pacificamente da centinaia di atleti di ogni disciplina che hanno animato la festa dello sport. La manifestazione è stata organizzata a coronamento di 2 giorni, promossa da Comune e CSI con lo scopo di presentare il patto educativo sportivo. Sentiamo alcune delle voci raccolte che saranno proposte integralmente in una prossima puntata della rubrica Si può dare di più. La pallavolo in campo anche oggi. Sì, è una bellissima giornata, festa dello sport, poi la location è veramente bellissima qui in Piazza Mazzini e in tutti i Carruggi, e noi abbiamo portato un po' dei nostri bimbi e devo dire oggi c'è stata molta affluenza stamattina, pomeriggio, abbiamo fatto giocare i ragazzi, che la pallavolo poi si presta anche a chi comincia a fare qualche palleggio, qualche attacco, quindi una bellissima giornata. Una bella stagione questa, Alessandro. Sì, assolutamente, è iniziata la scorsa primavera con la vittoria nel campionato italiano per la nostra giovanissima atleta, si chiama Alessia Marena, 8 anni, campionessa italiana, quindi siamo molto orgogliosi e siamo qui a fare un buon lavoro, cerchiamo di fare un buon lavoro, dai. Oggi è una bella giornata dove appunto ci si può cimentare in tanti sport, tra i quali il nostro, dove appunto grosso divertimento, i bimbi possono sperimentare con le attrezzature elettriche la nostra disciplina e quindi divertirsi in questo contesto di Chiavari. Basket in piazza, sembra che sia andato tutto bene, i ragazzi si sono divertiti, molti bambini si sono avvicinati, speriamo che li troviamo nei prossimi giorni in palestra, visto che lo scopo era comunque questo. Qui abbiamo tutto il settore silver che è molto numeroso e tecnicamente preparatissimo, e il settore gold, quindi è l'agonismo diciamo a 2 livelli, e poi abbiamo avuto tanti bambini che hanno provato e si sono appassionati a questa disciplina che è sempre comunque giovane. Oggi abbiamo portato la parete di arrampicata, come avete visto, che è una cosa che piace moltissimo ai bambini, per cui siamo stati assaltati molto volentieri da tutti i bambini. Impegnativa ma molto gratificante, che oltre a fare all'interno della palestra poi ha uno sfocio verso l'esterno, quindi nelle varie falesi ligure, accompagnati da istruttori ovviamente tramite il CAI. Sabato e domenica si è svolta la regata velica Coppa Giorgio e Lella Gavino organizzata dallo Yacht Club Chiavari. Il meteo non è stato d'aiuto con temperature estive ed assenza di vento. Sabato le imbarcazioni si sono comunque cimentate in una prova nonostante il mare calmo e il vento di soli 5 o 7 nodi. Domenica invece l'assenza totale del vento non ha permesso di svolgere le prove. La Coppa Challenge Giorgio Gavino con il raggruppamento RC Overall è stata assegnata a capitani coraggiosi 3 di Federico Felcini e Guido Santoro. Nella classe ORC2 vince Cica 3 con a bordo i giovani istruttori allievi della scuola velica dello Yachting Club Chiavari col consigliere Roberto Franze e Massimo Navone. Nel raggruppamento IRC vince il Turboden Sailing Team di Paolo Bertuzzi. In classe libera, primo gruppo, si è aggiudicato la vittoria Tenger Swan 45 Roberto Magnani. Nel secondo gruppo Hard Rock di Massimo Uge. Primo fra le imbarcazioni Janot San Segal di Mariangela Rivanera dello Yachting Club di Chiavari.
E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, è rinnovato a domani alle ore 12:45 con il Tiguglio Oggi. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.